Ci siamo! È arrivato finalmente il momento della disputa di questo match valido per la 12ª giornata del campionato di Serie B Girone B. Tra pochi istanti la lettura delle formazioni che scenderanno in campo. Eccolo qui il saluto di Team Giorgione e Manzano ai presenti alla Belbotea Arena e cominciamo dando lettura delle formazioni della sezione di Catanzaro. Si parte! Dicevamo un Manzano, attenzione intanto a Kovacic, il colpo di testa di Nick Kovacic e Manzano in vantaggio. 18:24 al termine del primo tempo, passa in vantaggio la squadra del Manzano con una rete del numero 14, Nick Kovacic. E dunque Manzano subito in vantaggio con il giocatore sloveno Kovacic, l'avettano fronteggiato da Vettore. Viene servito ancora una volta Kovacic, prova il destro, intervento in sicurezza di Baron, attenzione viene servito però Fabbro, prova il destro, murato da Tilal. Da questa settimana ha iniziato ad allenarsi con più costanza, va al tiro con il sinistro, viene deviato da Mattia Fabbro, quest'oggi con qualche assenza alla formazione guidata da mister Asquini. Tanto il colpo di testa di Vettore, 7 reti anche per Ayceik, 8 invece per Bomber Vettore. Attenzione Tilal attenzione, pallone naturalmente era di Ayceik per Tilal in scivolata, prova ad andare via Kandic, attenzione Costantini, colpo di tacco, l'intervento di Villano, Pascale con il sinistro svirgola il pallone. Lungo il rinvio di Catarina a cercare Kovacic, stop di petto, prova il colpo di tacco, mamma mia! Recupera palla Kovacic. Ancora Kovacic, il sinistro di Kovacic. La battuta Baron. Riceve Casagrande, scarica il destro e scivola il pallone. Fabbro, De Bernardo. E qui prova la conclusione il giocatore Jacopo Fabbro. Vettore in classica posizione da pivot. Tilal, il sinistro di Tilal. C'è il muro di Jacopo Fabbro. Recupera palla il Manzano con Fabbro. Fabbro, ancora lui. Il destro di Jacopo Fabbro, il tandem fra i fratelli Fabbro. E arriva alla rete del raddoppio per la formazione del Manzano, 5:47, dunque che verrà battuto proprio dal giocatore Nick Kovacic. Kovacic contro Villano. Ed arriva alla rete per il Manzano con Kovacic. Arriva dunque la terza rete per la formazione del Manzano, 1:09 al termine del primo tempo, la rete messa a segno da Nick Kovacic. La Torre, Casagrande, Vettore, 7 secondi, prova la conclusione la Torre ed è gol! Andiamo live al palazzetto, 4 secondi al termine del primo tempo. E mette a segno la rete per il team Giorgione. Rieccoci dunque per l'inizio della ripresa. Sul pallone in questo momento, servito Fabbro, attenzione con il sinistro, Mattia Fabbro. Qui c'è il tocco provvidenziale di Rovere, entrato nella ripresa a sostituire, attenzione intanto, Baron. Un rientro che deve essere indubbiamente graduale per lui. Ayceik per Baron. Vettore. Si gira Vettore. Mezzo Kandic. Prova il destro. Proprio Valentinuzzi. Proprio il neoentrato Valentinuzzi dalla distanza. Mamma mia che gol. 15:53 al termine del match. Arriva la quarta rete per la formazione del Manzano, la mette a segno il numero 20, Tilal. Baron, scarica il destro, ma c'è Rovere. A servire Casagrande. La Torre, in mezzo, mamma mia, Tapin. Riparte Casagrande, Baron, pallone per la Torre, ancora la Torre e arriva, a mio giudizio, la rete
Mi è sembrato di vedere che la palla avesse varcato la linea. Qui occorre veramente l'intervento del VAR. Baron, il sinistro, Sheikh con il sinistro, ancora Rovere, Baron recupera Pascale, attenzione, prova ad andare via Pascale, il destro di Pascale, palo colpito da Pascale. Sheikh, Vettore, Tilal, la conclusione di Tilal, ancora Rovere, il destro di Baron è alta, la conclusione di Baron. Sono rimasti solo 34 secondi. Questa probabilmente è l'ultima chance per il team Giorgione, quantomeno per accorciare le distanze. Vettore, Casagrande, e arriva la rete per il team Giorgione. Andiamo live al palazzetto, 22 secondi di gioco, accorcia le distanze il team Giorgione e lo fa con una rete messa a segno dal numero 6 Casagrande. Vettore, il destro di Vettore, murato da Fabbro. Intanto finisce così questo match, dunque un match che si aggiudica la formazione del Manzano per 4-2. Eccolo il saluto delle squadre a tutti i presenti alla Bel Botè.